Frizzante e sorridente, Simona Ventura si sta preparando al gran finale di Miss Italia. Molte le novità quest'anno, ci dice, molte le sorprese. È una finale rivoluzionaria a suo modo, una bellissima finale, una finale piena di contenuti e di bellezza. Delle ragazze, dei giudici e dello studio e delle persone che ci lavorano, quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista. Accanto a Simona Ventura un personaggio noto alla televisione, Joe Bastianic, che da Masterchef è approdato sul palco di Miss Italia. Che Miss Italia ti aspetti? Beh, sicuramente, come un po' la tema, quella di comunicazione, una Miss Italia che riesce, non deve ovviamente essere bella, ma deve essere anche capace di comunicare, di raccontare chi è, di dove viene e che parte d'Italia può rappresentare in questa grande occasione. Ma poi lanciare un appello è proprio a Patrizia Mirigliani, che dice basta agli scheletri in passerella. Spero che venga recepito. A me sono arrivate ragazze che hanno una taglia 42 a cui è stato detto che erano obese per fare la moda. Quindi io mi auguro che questo messaggio venga recepito dagli stilisti, perché sono gli stilisti che creano il danno e sicuramente non sono le aziende che fanno abbigliamento, che ormai hanno capito che le taglie possono arrivare anche oltre la 44 e la 46. Ed eccole le 33 finaliste provenienti da tutte le regioni, emozionate e sorridenti ma determinate. 3 le ragazze venete che domani saliranno sul palco per la finale. La Miss di origini marocchine Alam Elbrinis, residente nel Trevigiano. Miss Italia 2015 deve rappresentare l'Italia 2015 e io credo di rappresentarla in pieno. La nostra è un'Italia nuova e non si può negare che è un'Italia multietnica. Io sono italiana al 100% anche se non da molte generazioni, ma lo sono comunque. Miss Veneto, la veneziana Alessia Rigo. Ma che effetto ti fa essere tra le 33 ragazze più belle d'Italia? Mi sento, come si può dire, tra virgolette importante, perché comunque abbiamo passato molte selezioni, ci siamo impegnate e quindi essere qua è un bel peso che devi portare. Ed infine un'altra trevigiana, Letizia Moschin. Sono piena di gioia, orgogliosa e determinata ad arrivare fino in fondo, insomma. Domani sera gran finale con l'incoronazione della più bella d'Italia.